Siamo a Pederobba davanti al COM, il centro operativo misto, e il COC, centro operativo comunale appunto di Pederobba. Il centro operativo misto è sostanzialmente quella struttura che va a contenere tutte le funzioni che viene attivato dal prefetto qualora ci fosse una maxi emergenza che va a comprendere più di un comune. Per Pederobba, il COM di Pederobba gestisce fino ad ora 13 comuni che vanno da Borso del Grappa a Sernaglia della Battaglia. Quindi qui all'interno vengono riunite tutte le 15 funzioni che appunto compongono il COM, dove all'interno ci sono le forze di polizia, la prefettura, i vigili del fuoco e quant'altro, la protezione civile. Per noi sono le funzioni 4 e 7, sostanzialmente la funzione del volontariato, la funzione di radiotelecomunicazioni. Quindi queste sono le parti fondamentali all'interno, appunto le funzioni fondamentali che vengono attivate qui qualora ci fosse una maxi emergenza che va appunto, ripeto, a coinvolgere più comuni. Per il comune di Pederobba essere capofila del COM è una cosa molto importante e sostanzialmente di grande prestigio. Per questo noi ci stiamo attivando e ci siamo attivati per riuscire a portare questo posto, questo sito che sia il più possibile efficace e anche pregno di tecnologie. Siamo all'interno della sala radio, la futura sala radio del COM, che è in allestimento, quindi con varie apparecchiature, oltre a quelle che potrebbero essere poi le radio per le comunicazioni con i vari enti, innanzitutto COM, COC, e poi a cascata verso il CCS, il COREM e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. All'interno di questa sala è stata inserita la stazione per i PSA, i precursori sismici elettromagnetici. È una stazione sperimentale a tutti gli effetti, quindi ce ne sono 15 in tutta Italia, 2 qui in provincia di Treviso, questa a Pederobba e poi una a Montebelluna. È gestita da radioamatori dell'ARI e serve un po' a fare sostanzialmente cercare di vedere se c'è una correlazione tra un sisma e il precursore sismico e il sisma che c'è stato effettivamente. Quindi un evento che avviene magari prima del terremoto che ti fa capire che potrebbe esserci una correlazione su questo. All'interno ci sono parecchi radioamatori che seguono chi ha la parte della stazione, chi invece sta facendo raccolta dati sostanzialmente, quindi sta facendo una raccolta di tutti i dati per vedere appunto una correlazione con un sisma, sostanzialmente, se questi possono essere correlati relativamente ad un sisma. E nel caso in cui ci fosse insomma una segnalazione di un possibile terremoto, come vi dovete attivare? In questo caso non viene attivata ancora, essendo sperimentale, non viene inviato nessun dato. Il progetto futuro sarebbe di poterlo inserire in una rete di studio effettiva, proprio per andare a verificare una possibile presenza o avvenimento sismico futuro. Stiamo investendo e pensiamo che verso la fine della primavera, inizio estate al massimo, di riuscire a organizzare l'apertura ufficiale di questa sede, perché stiamo investendo veramente delle forze abbastanza per noi importanti e sempre in contatto con la protezione civile regionale, eccetera, ci siamo ritrovati appunto a mettere a punto delle nuove possibilità per questo centro. Vorrei dire alla fine che tutto questo lo dobbiamo anche queste nuove tecnologie che sono qui all'interno, le dobbiamo soprattutto al presidente dell'AVAB, a Davide Comaron, che è senz'altro una persona molto attenta, preparata e sempre pronta alle nuove opportunità, e a tutti i volontari che girano attorno a questa associazione, che sono sempre molto disponibili. Soprattutto ci hanno fatto questi grandi servigi l'anno scorso,